8 nuovi piloti entreranno in servizio nel trasporto pubblico di linea CTV nella navigazione entro pochi giorni, altri 4 da ottobre, con l'accordo che il personale, che è già formato e proviene dal mercato esterno, verrà subito messo alla guida di motoscafi e vaporetti in laguna a Venezia. Si tratta di un'importante boccata d'ossigeno per risolvere i problemi alle linee di questi giorni. Commenta così la novità al telefono il sindacalista Alberto Cancian. Ci saranno 8 neoassunti dal mercato esterno più ulteriori 4 per quanto riguarda il mese di ottobre. Tuttavia il numero resta ancora basso perché la carenza del personale resta, ma la notizia più preoccupante è l'ulteriore taglio di 30 milioni destinati dal Fondo Nazionale Trasporti alla Regione Veneto. Questo sicuramente avrà ripercussioni anche per la città di Venezia per il prossimo anno. Si preannunciano dei disagi ancora più grandi attraverso i tagli, soprattutto alla navigazione, ma anche questa volta anche il servizio automobilistico di Mestre. C'è anche però una notizia meno positiva che fa preoccupare per il futuro. Il Veneto ha perso il ricorso, dunque ci saranno 30 milioni di euro in meno da investire sul trasporto pubblico. La coperta è sempre corta.